Si ritorna a pedalare forte al Giro di Sardegna dopo la pausa di fatto, dopo la tappa di scarico di fatto con la cronometra a squadre. Vado a raggiungere Alice Capone, maglia gialla di questo Giro al femminile, tra l'altro famiglia Capone che porta i migliori risultati dei sardi in questo Giro. Sì, diciamo che ci stiamo difendendo bene, sia io che mio fratello, per ora siamo primi dei sardi, quindi stiamo difendendo bene i colori della Sardegna. Speriamo di difenderli sino alla fine perché ancora c'è la tappa di domani e quella di oggi. Maglia gialla conquistata, se non sbaglio, 2 tappe fa in un'altra mediofondo. Sì, esatto, sono sempre dalla prima tappa che è stata domenica. Ero seconda, poi anche dopo la cronometro individuale sempre seconda e poi martedì quando c'è stata la prima gara lunga e impegnativa lì sono riuscita insomma, a conquistare il primo posto. Parliamo della tappa odierna, 82 km, oggi lo scenario della costa potrà fare la differenza in positivo? Speriamo di sì, a me piacciono molto questi percorsi ondulati, la conosco già questa strada perché più volte mi ci sono allenata, quindi speriamo di difenderla, ecco, questa maglia e di riuscire a fare una buona tappa. Tra i meravigliosi scenari della panoramica Alghero-Bosa, il gruppo ha viaggiato compatto ad andatura sostenuta fino alla rinomata località turistica della Planargia. Al Giro di Boa, poco dopo l'uscita del paese, è Filippo Capone a imporre la prima spinta sui pedali che vale un vantaggio di circa 30 secondi dagli inseguitori. La condizione è buona, lo dimostra la tenuta mentale e fisica dell'atleta sassarese, che solo a 10 km dal traguardo viene ripreso dagli avversari. Da qui, tra gli splendidi saliscendi della strada panoramica, a fare la voce grossa è anche in questa occasione il tedesco Daniel De Bertin del team Corratec, che impone un ritmo forsennato nelle ultime salite. Capone riesce a rimanere agganciato, ma nel finale deve accontentarsi di un secondo posto che comunque gli permette di limare una posizione in classifica e giocare il tutto per tutto nell'ultima tappa per la conquista del podio. Orgoglio tutto sardo in questa penultima tappa. Sì, ce l'ho messa veramente tutta, ero già in fuga diciamo dal 35esimo chilometro. Poi verso il 60-65esimo chilometro mi hanno ripreso diciamo una decina di corridori, siamo andati regolari e qua sull'ultimo strappo ho seguito De Bertin, in cima ero veramente al limite, sentivo i crampi che mi stavano per venire, lui mi chiedeva i cambi, io non ne avevo, ho detto guarda, tira sino all'arrivo a tutta, io guadagno per la generale, tu ti vinci la tappa e va bene così. Ero proprio al limite, dandogli i cambi probabilmente sarei saltato qua all'ultimo chilometro. Invece gestita la grande classifica generale, se non sbaglio partivi dal 6° posto, potrà cambiare qualcosa e a questo punto la gara di domani potrà essere decisiva. Sì, magari riesco a riguadagnare di nuovo qualche posizione. Domani sarà veramente decisiva come tappa, non bisognerà più risparmiare niente, dare tutto fino all'arrivo.
L'ultima prova del Giro Sardegna, il finale in salita, da Alghero fino a Villanova, Monteleone, sarà infatti decisiva anche per la vittoria finale. Damiano Lenzi, detentore della maglia gialla, ha infatti appena 17 secondi di vantaggio dal belga Glorier. Si preannuncia dunque un finale incandescente, degno epilogo sportivo di una 25esima edizione del Giro, una tra le meglio riuscite, seguite e apprezzate.